Buongiorno cari amici, scusate del ritardo, ma purtroppo ho del lavoro da fare. Bene, vediamo un po' di iniziare a vedere se sono collegato al nostro gruppo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo e vediamo un po' di dare la possibilità alle persone che magari anche ieri hanno fatto delle domande di poter rispondere. Adesso linko un pochettino nei vari gruppi, le condivido, aspettate un po', condivido con i vari gruppi i nostri gemellati o che ci sostengono, tipo quello di Laura Ciofini, chiaramente anche di Paola Chirilli, e vediamo un po' di accontentare tutti anche oggi con le domande. Vi ricordo che però le domande le possiamo vedere solo chi le mette in radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, che è il nostro gruppo. Ciao Pamela, grazie di esserti unita. Scusate del ritardo, ma ho avuto qualche lavoretto da fare in consulenza. Sapete che le mie consulenze costano 20 minuti 45, 20 euro 45 minuti, però alcune volte mh, vanno lunghe e quindi di conseguenza si tira un po' là. Comunque, se volete fare già delle domande, fatele pure mentre io intanto condivido con i nostri amici nei vari gruppi che ci permettono di linkare e le nostre pagine di Ildegarda Mercato Veneziano. Vi ricordo che stasera il Ildegarda sarà online per domande gratuite alle 21:30 nel suo canale sul tubo. Mi raccomando, non mancate questo bellissimo appuntamento. Vediamo un po' se ho dimenticato qualcuno. Vediamo un po'. Mm. Intanto vediamo, ciao Pamela, solo una persona mi ha salutato, su un po' di coraggio ragazzi che io sono qui per voi per le sibille interattive, che poi dopo arrivano tardi, vabbè che questa volta sono arrivato tardi io purtroppo, ma ogni tanto capita. Vediamo un po' di condividerlo anche con il gruppo della nostra Paola Chirilli. Voilà, eccoci qua. Bene, va bene. Però Pamela, falla pure domande, visto che in ogni caso non c'è nessuno che le fa. Certo, arriveranno dopo, però purtroppo chi prima arriva, chiaramente, meglio sta, no? In questo caso qua. Poi vediamo un po' altre domande. Bene, un consulto, vi ricordo, costa 20 euro 45 minuti eventualmente, perché ci sono persone che me lo continuano a domandare lo ripeto, 25, 20 euro 45 minuti pagabili tramite PayPal. Allora nessuno fa domande? Vediamo un po' se ci sono persone che vogliono fare domande. Voilà. Non ancora. E aspettiamo. Io sto qui fino alle 5 meno un quarto, eh. Vi ricordo che vi ricordo che sto qui fino a 5 meno. Annalisa, bene. Ciao, Annalisa la prima coraggiosa. Anna, 28, 6, 70, cosa prova per me Stefano del 65? Pamela, dopo ti rispondo, data di nascita Pamela, bene, vediamo già due belle domande, quindi c'è tanta, come si suol dire, c'è tanta canna al fuoco, benissimo, coraggiosa. Allora iniziamo con la prima domanda, che almeno che io vedo, che è quella di Anna. Anna, cosa prova per me Stefano 65 e Anna del 70. Stefano 65 Anna del 70. Adesso troppo grazie, domande Google. Ok, dai. Partiamo uh, con la nostra Anna del 70. Cosa prova Stefano? Prima di tutto col pendolino questo qui, col sì e no, e poi vediamo un po'. Cosa prova per me Stefano? Sì, bene, no male. Poi la stesa completa con le sibille. Sembrerebbe che lo Stefano, adagio adagio, fa vedere qualcosa di interessante. Il pendolino è andato un po' deciso. Beh, è chiaro che in questo momento sembrerebbe sì. Però facciamo una bella stesa per i nostri amicizi che sono collegati ora e vediamo cosa prova Stefano per la nostra Anna. Anna del 70 e Stefano del 65. Sibille Chiacchierina, ditemi cosa prova il nostro Stefano per la nostra Anna.
al taglio, donna di servizio e nemica. Allora, questa domanda è un pochettino, cioè, la domanda è giusta in sé, però vediamo che c'è qualcuna che vi ha colpito. Sembra quasi quasi che se la domanda fosse eh, nuda e cruda, allora direi che tu l'avresti colpito, ma visto che bisogna guardarla in senso macro, sembra qualcuno che vi abbia colpito, è per questo che Stefano magari non ha le idee chiaro, eh. Magari una donna già colpito, e vedo anche che potrebbe essere anche aiutata questa donna, perché è strano, questa domanda che sembrerebbe facile, la risposta sembra che sia entrata in scena qualcuna che si è messa di traverso e porta comunicazioni, dà aiuto. Bene, però andiamo in profondità alla domanda di questo Stefano qua. Militare, lettera, nemico, prigione, leggerezza. Mm. Allora, che finalone! Anna, abbiamo un finalone qua. Allora, diciamo che il passato, scusate un po' perché oggi ho avuto una giornata impegnativissima fra consulti e operazioni, diritti operativi magici e quindi è stato impegnativo. Allora, nel passato vediamo che ci sono stati dei scambi, però c'era qualche segreto e dei blocchi importanti, blocchi magari lontani, ma blocchi istintivi, blocchi che sembrava molto, molto frenata la cosa. Vedo segreti, forza, nemici, blocchi importanti, leggerezza, che non si è presa tanto sul serio la cosa. Però questo è il passato, Anna. Però vediamo il futuro, perché qui il futuro cambia tutto, perché quest'uomo, visto che la domanda era su Stefano, incomincia a vedere che sei un tesoro. Vedi la carta della consonante sorpresa? Sei un tesoro. E vorrebbe in un certo senso raccoglierti, vorrebbe prenderti, però c'è ancora qualcosa di nascosto, estremamente importante di nascosto, che Stefano sta intraprendendo. Cioè, lui ha capito il tuo valore, Anna, però vedi, vuole ancora fare, cioè il passato è stato veramente dura. Stefano non aveva molto bene le idee chiare anche perché è stato colpito da un'altra donna, da una nemica, che gli ha fatto un colpo tremendo. Poi c'è state delle comunicazioni con voi, sono entrate in scena anche persone che si sono messe di traverso, non solo donne, anche uomini, e lui era stato bloccato perché sembrava una cosa leggera. Poi quando ha messo a fuoco veramente chi sei, ha pensato che sei veramente qualcosa di importante. Però vediamo che non è riuscito a concretizzare, cioè questo è il presente, la linea è presente, quindi lui sa che sei importante, però ancora vuol fare qualcosa di nascosto, forse un po' per orgoglio, e non ha ancora percepito veramente il premio. Però, però il futuro, cara Anna, sto Stefano qui promette bene, perché vediamo il futuro fra pochi mesi, vedo un contatto solido, vedi l'Imeneo, un cambiamento, poi grande comunicazione, quindi diciamo che il passato era in salita, un'estrema salita, un Himalaya. Il presente si sta ammorbidendo, Stefano, però ancora è un pochettino nascosto, estremamente nascosto. Il futuro io lo vedo che si apre, anzi ci sarà un cambiamento che vi porterà allegria e molto probabilmente qualcosa di importante potrebbe nascere. Poi vedo che avrete ancora della bellissima conversazione. Lui chiaramente avrà forse un pelino di rimorso, di rimpianti verso qualcosa, forse perché magari non ti ha trattato bene, questo non si sa, però si vede che nel futuro avrà dei rimpianti. Chiaramente starete bene nel futuro perché ci sarà un netto cambiamento. Finora Stefano forse l'hai visto nella parte più scura, più buia dell'anima. Adesso lui ha cominciato a vedere nel presente quanto vali, anche perché tu hai lavorato molto, si vede in questa comunicazione, e nel futuro si vede proprio un'unione seria, importante, quasi ufficiale, con un cambiamento che porterà allegrezza e molto dialogo. E lui avrà dei pentimenti. Qui vediamo entrare in scena un'amica che potrebbe essere qualcuno che vi vorrebbe aiutare,
no? O che vi dà supporto, mettiamola giù così. Non è sicuramente qualcuno che Stefano anela, però diciamo che sarà una parte importante della vostra unione, del nostro Minio. Però andiamo in dettaglio, Anna. Ci sarà non so se vedi bene, un piccolino un periodo nei prossimi 9 mesi di tafferuglio, però Stefano lì uscirà alla grande, gran signore, e vediamo che ci sarà molto fisico, molto sentimento umano, carnale, insomma, molta passione, la casa, sicurezza. Io direi che nel futuro, adesso forse penso ancora di fare un po' le cose da birichino, ma in futuro cambierà e vedo la cosa che andrà. Certo, ci sarà un po' di gelosia, un po' di nervosismo, qualcosina, ma alla fine sarà un gran signore e vedo delle carte estremamente positive. Quindi io penso che per il momento la situazione è un pochettino, tra virgolette, bloccata, ma sta mettendo a fuoco che sei una persona che vale molto e nel futuro molto probabilmente si farà qualcosa di importante fra te e Stefano. Bene, vediamo un po' la prossima. Pamela. Pamela, mi dovresti mettere la data però. Però vabbè, ti ho già. Fammi vedere Pamela se me l'hai messa sotto. Non la vedo, non la vedo. Ah sì, ecco, dell'81. Vediamo la nostra Pamela. Mm. Se troverà pace in amore, la nostra Pamelina, vediamo un po' se troverà pace in amore. Sì, bene, no male. Vediamo la nostra Pamela. Ah, diciamo che effettivamente, Pamela, qualche pecca c'è, però il pendolino è andato sul sì. E facciamo una bella stesa per la nostra Pamela. Nostra Pamela, vediamo se troverà questa benedetta pace in amore. Sibille, ditemi se la nostra Pamela troverà pace in amore. Voilà. Altro che. Incominciamo a vedere bene. Qui ci sarà l'aiuto molto probabilmente o i consigli di una persona. E visto che questa è la carta, insomma, top dell'unione proprio fisica, sessuale, diciamo, in un certo senso, qui vedo che in futuro o al taglio la tua domanda era se troverai pace in amore. Beh, io vedo che c'è molta attività, cioè, in futuro ci sarà molta attività. Mm? Vediamo un po'. Voilà. Poi vediamo un po' il passato, il presente e il futuro. Nemico, disgrazia, vedo sì, effettivamente qualcosina. Sì, ma è positiva la cosa, Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' il passato della Pamela. La Pamela qui ha lavorato molto, però effettivamente queste carte qua stanno a indicare, vedi Pamela, il nemico, disgrazia, sembra quasi che nel passato c'è stato qualche blocco importante, qualcosa da mettere a posto, qualcosa da mettere a posto, però tu devi aver lavorato molto, nel senso che ti sei data molto da fare, perché fondamentalmente vale anche molto, perché vediamo il pescatore è una persona che lavora e dovresti aver raccolto un premio nel passato, però dopo c'è stato un blocco tremendo, no? E poi tu ancora vittorioso, ti vedo che fondamentalmente da questi colpi bassi sei sempre uscita con le spalle larghe, nel senso che ce l'hai sempre fatta a livello sentimentale e certo dietro della donna di Costanza si vedono delle rovine, però diciamo che i colpi bassi li hai ricevuti anche da dei nemici. Il presente com'è? Il presente lo vediamo che forse per troppa leggerezza, forse perché hai mancato qualche buona occasione, diciamo così, forse perché non dipendeva da te, vedi? Il bel vedere sembrava quasi che non fossi tu a dover decidere. E tu però ti vedo sempre come sopra Costanza, fiera, dritta, in un certo senso sai dove vuoi arrivare. Qui no, qui sei nel presente in balia di qualcuno che deve decidere, ma poi tu sai benissimo dove vuoi arrivare. Vedi il mare calmo dietro di te,
l'ancora che ti dà sicurezza è la faccia del leone e del sole sul sasso. Tu guardi nel futuro, fiduciosa, e fai estremamente bene, perché le carte a un certo punto stanno parlando che incontrerai qualcuno nei prossimi mesi che avrà un certo spessore, molto probabilmente già qualcuno che conosci. Perché vedi dietro questa riunione c'è un deserto, delle rovine, che troviamo anche qui, rovine dietro, e qui vediamo delle rovine. Quindi molto probabilmente qualcuno che conosci, sarà anche qualcosa di virtuoso, sarà qualcosa di molto potente, e vediamo che ci sarà un cambiamento. Se adesso nel passato vediamo delle rovine dove sei sempre uscita a testa alta, vediamo nel futuro che ci sarà di nuovo un incontro, molto probabilmente con qualcuno che conosci già, un incontro veramente potente anche sentimentalmente, ci sarà un cambiamento, e poi vediamo che starai molto bene nel futuro con effettivamente delle belle conversazioni, insomma, sarà positivo i prossimi 3-6 mesi. Molto probabilmente ti arriveranno anche delle comunicazioni, o questo qualcuno sarà veramente una persona giovane, molto probabilmente, o se non giovane, di buon comando, cioè avrai una relazione buona. Però stai attenta, perché poi potrebbe nascere qualcosa detto dalle solite persone gelose, e ti arriverà un messaggio, però tu sarai sempre positiva, vedi, sempre forte, nella giusta direzione. Purtroppo nel futuro vedo che ci sarà qualcuno che parlerà male, quindi diciamo così, adesso ok, in attesa. Prossimi 3-6 mesi dovrebbe arrivare veramente qualcuno importante nella tua vita che ti porterà un po' di serenità, però devi stare attenta perché potrebbero nascere tramite delle voci detto o non detto, e ti potrebbe arrivare un messaggio che un attimino vuole scalfire questo nuovo incontro o rincontro, però tu sarai sempre salda, quindi io direi che nei prossimi mesi si dovrebbe vedere qualcosa di estremamente positivo, perché effettivamente hai avuto un periodo nel passato recente turbolento, pieno di freni, andata e ritorno. Bene, andiamo avanti. Anna, ciao, sono Antonella del 64, mi è stato proposto un lavoro da fare a casa, cosa ne pensi? Allora, Antonella ti ha proposto un lavoro da fare a casa. Quindi vediamo cos'è questo lavoro per fare a casa. Vediamo un po'. E il pendolino è già andato sul no. Quindi il pendolino Antonella mi sa che sì, no, facciamo una bella stesa per la nostra Antonella e per il suo job, il suo lavoro. Vediamo un po' per la nostra Antonella se questo lavoro che gli hanno proposto a stare a casa è virtuoso o meno. Imeneo era lui. Beh, il taglio è estremamente positivo. Sembra che ci sia forse un contratto, qualcosa di serio, e ti porterà allegria. Tecnicamente diciamo che il taglio è virtuoso. Vediamo un po' il passato, che chiaramente non è ancora passato, però vediamo il presente, vediamo il futuro. Beh, allora, vediamo un po'. Chiaramente nel tuo passato lavorativo generale, mettiamola giù così, vediamo che tu eri attaccata al lavoro che facevi prima. Era un lavoro che sì, ti dava soddisfazioni, c'era creatività molto probabilmente, ci andavi anche bene. Alcune volte c'erano dei momenti freddi, però ci sono stati dei momenti molto particolari in cui non so se si capisce se c'è stato un po' di guerra, roba del genere. Però se, come carte nel passato sono molto positive per te nel lavoro, cioè tu quando lavori, quando entri nel lavoro, molto probabilmente sei una persona corretta, cioè scusa, sei sicuramente una persona corretta e fedele al lavoro. Ma vediamo il lavoro, questo lavoro presente. Questo lavoro presente, guarda, ti dico già che le carte, guarda Antonella, del presente ti porteranno freni importanti, mh, arrabbiature e nemici.
cioè nel presente questo lavoro che ti hanno proposto ti porterà solamente dei graticapi. L'artista in questo caso qua potrebbe tecnicamente essere una carta positiva, ma visto che è preceduto da tre carte veramente impegnative, direi sull'orlo della disfatta, io direi che è una carta che sta a indicare anche quella persona che non sa gestire bene le proprie risorse. Quindi io direi che nel presente questo lavoro non è per te. Però vediamo il futuro se nascerà qualcosa di nuovo, perché dopo questo lavoro io vedo che tu ti rialzi, perché qui sarà nel presente, sarà una cosa che ti porterà nel buddismo, litigate, nemici, freni, sperpero di denaro, però nel futuro poi nascerà qualcos'altro, perché ti riprenderai, nascerà qualcos'altro, però attenzione perché anche nel prossimo, non in questo che vedo già che sarà impegnativo, troppo impegnativo, dispendioso di energie, vedo che ci sarà qualcosa nel prossimo che sarà nascosto, non dipenderà da te. Quindi o colleghiamo anche queste future carte che tu magari decidi di farlo, però sono tutte carte che qui vedi non dipende da te il buon esito, ci sarà gente che parlerà male, gente che ci cercherà anche di aiutare, però io vedo che questo lavoro qua, sinceramente, nel presente ti porterà molti problemi. Nel futuro tu ti rialzerai in piedi, nascerà qualche altra opportunità, però stai attenta che non dipenderà da te e sarai sempre a dipendenza di qualcun altro e qualcuno sicuramente verrà in tuo aiuto. Ma vediamo qua. E il finale è che avrai l'aiuto perché sei una donna, una ragazza fortunata, un aiuto importante che verrà giù dal cielo e avrai dei rimpianti, molto probabilmente per dei lavori, no? O delle cose che non hai fatto. Però diciamo che questo lavoro in sé, in questo momento qua, vedi, Antonella, ti porta solamente gelosie, disgrazie, nemici, gente che non sa gestire bene il denaro, poi anche nel futuro, no, 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 no. E qui sul finale riuscirai tramite l'aiuto di un'amica e un colpo di fortuna importante, un colpo di fortuna importante, a magari andare via da quel lavoro lì e avrai dei rimpianti, molto probabilmente per averlo scelto. Quindi tanto non ti consiglio, perché qui dietro gli altri lavori che tu facevi, si vede che c'era amore, c'era spensieratezza alcune volte stavi, certo, erano lavori magari impegnativi in cui ci voleva giustizia, ci voleva anche forza, però questo qui, no, 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 no. Tanto è meglio che freni subito perché sarà uno sperpero. Bene, andiamo alla prossima domandina. Fammi un po' vedere qui, un po' vedere qui come sta andando perché Antonella, Franca, saluto anche Miara, Ale, Ale che mi fa una domanda, Milena, Manu. Allora facciamo Dacia, salutiamo care, vediamo un po' dove siamo a Franca. Franca fa, rieccomi, scusami, volevo sapere se riprenderò a lavorare visto che sua vuol dire sono a casa per Covid 56, grazie. E vediamo un po' la nostra Franca del 56, se ritornerà a lavorare. Lei del 56, voilà. Ma sembra che magari un piccolo fuoco si accenda, ma poi si rispenga. E vediamo un po' con le sibille chiacchierine, scusate che lo metto a favore di camera, cosa dicono per la nostra Franca del 56, se il lavoro riprende a lavorare.
Sibilla, ditemi se la Franca riprende il lavoro, eh? Ti vedo malinconica, qui siamo alle solite. Tu ti piaceva quel lavoro, insomma, riuscivi e in questo momento sei malinconica proprio per questo blocco, dei rimpianti, forse perché questo Covid, in fondo, qui si vede che sei lanciata, positiva, sapevi farci e purtroppo qua ti vedo che sei malinconica, c'è un blocco importante. Vediamo un po' il passato. Eh, voilà, presente. Vediamo il futuro perché chiaramente la nostra Franca vuol sapere. Allora, guarda qua, Franca, com'è? Allora, nel passato il lavoro, ok, era un lavoro, diciamo che sì, eh, tutto sommato non era male perché sei riuscita sempre a tirare fuori il meglio di te stesso, c'era anche magari l'aiuto di qualcuno, ehm, certamente alcune volte qualche lusinga, ed era un lavoro diciamo stabile, tutto sommato diciamo che te la sei sempre cavata in modo molto importante, anche con l'aiuto di qualcuno, però hai sempre fatto nascere sempre in quel lavoro lì qualcosa di positivo. Però adesso vediamo un po' il presente e il futuro. Il presente, appunto, vediamo che è successo qualcosa, cioè, certo c'è ancora una persona che magari comunica con te, ti vuole aiutare, però c'è qualcosa, appunto, visto il Covid, ma qualcosa di nascosto che rema contro. Però ci sono delle carte ancora positive, fortuna e praticamente fedeltà. Quindi ti vogliono bene su quel posto di lavoro lì, si vede, e poi sei una donna fortunata perché vedi questa carta qui che la donna guarda in alto, quindi guarda il cielo, ma guarda anche col piede, tocca la ruota della terra e dalla sua mano fa scendere dei fiori fortunati verso di te. Quindi diciamo che questo lavoro di nascosto non è negativo perché è in mezzo a due carte positive, donna e servizio e come si dice, fedeltà. Quindi sarà praticamente una conferma che ti vorranno per forza perché ti valutano molto laboriosa, molto, e poi sei fortunata, molto attiva, cioè sai dare quello che è giusto dare. Vediamo il futuro, leggerezza, giustizia, il sacerdote e amore. Quindi io direi che nel futuro, con un colpo di fortuna e le tue qualità anche istrioniche e magari mh, un aiutino importante perché vediamo anche il Gran Signore, no? Il lavoro molto probabilmente ti richiameranno, molto probabilmente, perché tutte delle carte estremamente positive e poi vedo però che c'è qualche nemico, però tu ti vedo sempre bella, solida, bella. Quindi sarai aiutato sia dal fatto che hai qualità, hai costanza nel lavoro, il fatto che ci sarà una persona che ti sosterrà. Si sosterrà in modo importante e tu ti vedo fiducioso per il futuro. La conclusione però devi stare un po' attenta perché c'è una vecchia signora, il mercante, la morte è la nemica. Quindi io direi che nei prossimi mesi molto probabilmente ti valuteranno bene e avrai delle possibilità di ritornare anche col Covid. Però fra qualche 6, 9, 12 mesi ci potrebbero essere dei problemi dovuti a una collega di lavoro molto probabilmente che cercherà di colpirti perché vedi il mercante vuole sempre prendere e mai dare e quindi devi stare attenta sul posto di lavoro ti sosterrà molto probabilmente una signora anziana, una signora con una certa età, però vedi che fra qualche mese ci potrebbero essere dei problemi importanti. Adesso i tuoi datori di lavoro ti vedono molto bene, no? Te l'ho detto, sarai sostenuto da una persona che ti aiuterà perché vedono che sei una persona giusta e tu sarai forte, però fra qualche 9-12 mesi stai attenta perché ci sarà una collega di lavoro molto probabilmente che cercherà di attaccarti. Anzi, ti attaccherà e tu non te ne accorgerai. Però per il momento, guarda, i tuoi ex datori di lavoro o il tuo lavoro che facevi, non lo so, tutti ti vedevano molto bene. Bene, andiamo avanti. Dacia,
ci hanno detto: sono nata al 71, mi chiamo Dacia, riuscirò a trovare la casa dei miei sogni. Allora Dacia chiede se riuscirà a trovare la casa dei suoi sogni. Dacia è l'ultima domanda che rispondo perché abbiamo superato la mezz'ora, quindi vediamo se Dacia riuscirà a trovare la casa dei suoi sogni. Dacia, penso proprio che sarà un po' difficile. Vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Le sibille, chiacchierine, ci dicono se Dacia riuscirà a trovare la casa dei suoi sogni. Sembra quasi che ci sia qualche intoppo, però vediamo, eh. Magari le sibille ci svelano qualcosa. Dacia riuscirà a trovare la casa dei suoi sogni? Allegria e domestico. Beh, qui vediamo che insomma hai ricevuto magari qualche bella comunicazione o qualcuno ti ha dato qualche bel consiglio e sembrerebbe quasi che al taglio ci sia in futuro un po' di felicità, ma vediamo un po' questa benedetta casa. Passato e passato, presente. Vediamo un po'. Allora, guarda Dacia, ti dico già, mm, perché così ti dico già, guarda, nel passato per via di gente gelosa che ti hanno fatto cose di nascosto, ti è sfumata qualche occasione magari e c'era troppa, magari anche un po' di superbia da alcune persone che ti hanno consigliato magari, non dico male, però dico che nel passato recente, fra gelosia, nervosismo, robe nascoste, hai mancato magari la tua casa che era lì vicino. Nel presente io vedo blocchi, però ti vedo motivata, no? Fedeltà, molto probabilmente da lontano potrebbe arrivarti in aiuto nel futuro, perché hai proprio nel cuore di trovare una casa importante. E proprio nel momento blocchi, però nel futuro da lontano potrebbe arrivare qualcosa di nuovo e ti vedo speranzosa. Molto probabilmente, Dacia, una persona importante ti aiuterà, ti aiuterà a trovarla e tu in futuro aspetterai una lettera ufficiale che diciamo porterà molto probabilmente a un colpo di fortuna importante, perché qui si vede la carta dei buoni affari, però attenzione Dacia, perché qui alla casa la persona molto probabilmente la farà vedere, no? Sembrerà un buon affare, però attenzione che poi fra massimo 9 mesi potrebbe spuntare un nemico. E qui ti vedo, insomma, che ci saranno dei piccoli problemi, e sarei sempre speranzosa, però alla fine, vedi, il domestico o molto qualcuno che voleva aiutarti ti darà delle dritte, però non vedo proprio una conclusione importante. Quindi diciamo così, adesso c'è il blocco. Tu sei una persona sicuramente che ami questo sogno della casa. Potrebbe arrivare qualcuno che sembrerebbe che ti dia una buona dritta ufficiale, un buon affare, che sembra un colpo fortunato, però Dacia ti dico stai attenta perché sono un po' preoccupato per l'ammalato, anche se tu sarai ancora salda, però vedi che poi vediamo sospiri, vuol dire che non la vedo realizzarsi, vedo grandi progetti, grandi speranze, grandi aiuti, potenzialmente un buon affare fortunato, poi entra il nemico e poi il nemico farà ammalare questo progetto, tu speranzosa, poi dopo il domestico ti porterà un messaggio che vedrai sfuggire anche questa cosa. Allora io dico che per il momento nei prossimi mesi potresti incontrare qualcosa di veramente positivo, ma attenzione che potrebbe essere una mela avvelenata. Attenta. Ci sarà un gran movimento, qualcuno ti prospetterà un affare fortunato, però stai attenta perché dopo entrerà in scena un nemico e poi ti vedo al finale sospirare. Bene, cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta. Mi dispiace che non sono riuscito ad arrivare a tanto, ma purtroppo avevo dei consulti e quindi ho tirato un po' in là.
Bene, vi ringrazio. Oh, sapete che questa sera alle 21:30 sul canale di Hildegarda abbiamo la nostra Ilde Nazionale, sul canale YouTube, mi raccomando, 21:30 Hildegarda sul canale YouTube. Chi non lo sa ancora, basta che va su YouTube, scrive Hildegarda e trova la nostra sibilologa nazionale. Bene, cari amici, grazie di esservi uniti. Se non ci troviamo questa sera da Hildegarda, ci troviamo domani alle 16 qui nel canale Maledetto Veneziano, scusate, nel gruppo di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo di Hildegarda Maledetto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.